Si nascondeva nei cespugli del parco etnografico di Rubano per osservare e rivolgere avanza a minorenni. È l'inquietante ricostruzione condotta dai carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano, partita a fine aprile, dopo la denuncia presentata da alcune ragazze minorenni che frequentavano abitualmente l'area. Al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, i militari hanno identificato e denunciato un uomo domiciliato a Rubano, ritenuto responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico. Le giovani avevano segnalato la presenza di un uomo che si nascondeva tra la vegetazione, nei pressi dell'area verde, mettendo in atto comportamenti osceni e rivolgendosi loro con avanze esplicite. Le segnalazioni hanno generato forte allarme tra famiglie e residenti, portando all'attivazione di un dispositivo di controllo capillare sul territorio da parte dei carabinieri, in collaborazione con l'amministrazione comunale e con il personale del parco. Grazie al monitoraggio dell'area, alla descrizione fornite dalle vittime e a ulteriori riscontri raccolti nel corso delle indagini, gli inquirenti sono riusciti a risalire all'identità del presunto responsabile. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso in più occasioni nei pressi di gruppi di adolescenti con comportamenti ritenuti compatibili con quelli denunciati. Non possiamo dire che questa vicenda sia conclusa perché adesso la giustizia dovrà fare il proprio corso, ma in questo momento voglio esprimere vicinanza e solidarietà a quelle ragazze e quei ragazzi che hanno subito questa esperienza terribile e un ringraziamento grande alle nostre forze dell'ordine per il loro intervento tempestivo ed efficace per individuare prima e intervenire poi nei confronti di questa persona, anche grazie ai gestori del nostro parco. Su disposizione della Procura è stata eseguita una perquisizione a suo carico, durante la quale sono stati sequestrati alcuni capi di abbigliamento ritenuti compatibili con quelli usati durante gli episodi contestati. L'uomo è stato quindi denunciato per atti osceni in luogo pubblico. E un appello a tutte le cittadine e i cittadini di Rubano: segnalate, denunciate, chiamate i carabinieri ogni volta avete anche solo il dubbio che ci possa essere un pericolo per le nostre ragazze e ragazzi, bambine e bambini. È meglio essere informati su un fatto che poi si scopre non essere grave, invece che rischiare di arrivare tardi. Guardiamoci l'uno con l'altra e segnaliamo.